Sono le 8 di martedì 17 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Allora, cominciamo subito con le notizie con Emanuela, fra poco leggeremo i quotidiani regionali in edicola. Le notizie, un extracomunitario è stato arrestato dalla polizia a Catania dopo una spericolata fuga alla zona industriale, cominciata alla zona industriale e finita poi al quartiere San Cristoforo. Sono stati sequestrati 40 kg di cocaina. Si aggirava alla zona industriale di Catania con un'auto, probabilmente per rifornire acquirenti, lontano da sguardi indiscreti. Un accorgimento che però non è riuscito ad evitargli prima la perquisizione, poi il sequestro e contestualmente le manette. Un extracomunitario di 31 anni è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre armeggiava sotto il sedile anteriore lato passeggero. Vistosi scoperto, ha tentato di scappare speronando l'auto di servizio e dandosi alla fuga fino a San Cristoforo. È a quel punto che ha abbandonato l'auto per cercare di far perdere le tracce. Sulla macchina lasciata ai margini della strada sono stati sequestrati 10 panetti di cocaina per un peso di 11 kg ed un borsello nero contenente un telefono e 2 passaporti panamensi appartenenti allo stesso fuggitivo. A seguito di ulteriori controlli sono stati rinvenuti altri 28 panetti di cocaina. Complessivamente sono stati sequestrati 44 kg di droga. L'uomo, poi rintracciato, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. E sempre in tema di droga, 2 ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite in Italia e in Spagna nei confronti di 12 indagati nell'ambito di una operazione antidroga transnazionale che è stata denominata Barcellona Express Farfalla. Sono stati sequestrati beni per 1 milione di euro, i reati ipotizzati sono a vario titolo: associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale organizzato di sostanze stupefacenti con l'aggravante per il promotore della disponibilità anche di armi, detenzione e spaccio di droga e di riciclaggio. Allora, adesso veniamo alle altre notizie, perché ieri c'è stata la visita a Niscemi improvvisa della Premier Meloni, che ha annunciato anche lo stanziamento di 150 milioni per l'emergenza. Sentiamo le sue parole. Per Niscemi c'è un stanziamento specifico che riguarda 150 milioni di euro con la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della protezione civile, prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo, così siamo già immediatamente operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate sostanzialmente alle 3 grandi priorità soprattutto, e cioè la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio, perché è inutile che noi cerchiamo di risolvere i problemi se si possono ripresentare, e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case, ovviamente anche per le attività produttive, al netto di quello che già è stato fatto e al netto di quello che prevede il resto del decreto, che vale per tutte e 3 le regioni che sono state coinvolte dal problema alluvionale, ma incidono ovviamente anche per Niscemi. Sul resto del decreto noi prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anche la questione di Niscemi. Prevede l'indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche che sono state coinvolte, particolarmente per quello che riguarda il campo dell'agricoltura. Anche qui sono provvedimenti che sappiamo che sono provvedimenti significativi. C'è la sospensione dei tributi, e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. I tributi dovrebbero essere sospesi alla fine, fino a aprile, vuol dire rimandare il pagamento almeno ad ottobre. Stiamo cercando di dare una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti. Allora, andiamo da Emanuele adesso. Immagino che le parole della Premier siano su tutte le pagine dei quotidiani regionali. Sì, infatti appunto è su tutti i quotidiani, però noi ne vediamo giusto un paio. Partiamo dalla Gazzetta del Sud. La Premier torna a Niscemi e anticipa le mosse del governo Meloni. Subito 150 milioni per un piano che prevede demolizione degli edifici, messa in sicurezza e acquisto di nuovi immobili. Domani il decreto con le risorse anche per i danni del ciclone Harry. Tra le misure ci sarà la sospensione dei
tributi che verranno rinviati ad ottobre, in più degli ammortizzatori sociali. Andiamo a vedere Repubblica Palermo, che apre con questa visita, seconda visita, ricordiamo, di Meloni, visita a sorpresa, rimborsi e demolizioni. Ecco la ripartizione dei fondi per Niscemi. La Premier annuncia l'arrivo di 150 milioni per gli aiuti post-frana, un terzo a chi ha perso casa, il resto per abbattere gli edifici a rischio. Il decreto arriverà domani in Consiglio dei Ministri, stanziati 900 milioni poi per regioni, le 3 regioni che sono state colpite dal ciclone Harry, ricordiamo Sicilia, Calabria e la Sardegna. La procura ascolta persone informate. Vediamo un po' alcune cifre che oggi pubblica Repubblica. La regione ha stimato un danno di quasi 2 miliardi per il ciclone. Queste sono le stime siciliane, naturalmente. Al netto della norma su Niscemi, il CDM stanzierà 750 milioni di euro invece per le 3 regioni, quindi Sicilia, Calabria e Sardegna. E poi i 150 milioni invece che saranno destinati esclusivamente a Niscemi. Torniamo appunto a Niscemi perché c'è anche questo articolo del nostro collega Gerry Italia, l'appello degli sfollati a Meloni: vogliamo fatti, non promesse. Una delegazione di famiglie e commercianti della zona rossa chiede risarcimenti rapidi e interventi strutturali per ripartire. Lo abbiamo sentito anche nei nostri servizi, la gente vuole ripartire da Niscemi, non da altre parti, dice no anche alla New Town, vogliono appunto ricominciare e ricostruire tutto dal loro paese. E poi andiamo anche sull'altra pagina perché c'è questo retroscena che oggi viene pubblicato, c'è questa visita a sorpresa della Meloni che spiazza Schifani e Musumeci. La Presidente del Consiglio anticipa il sopralluogo mentre il governatore si trova a Roma. Accelerazione dopo le polemiche sui ritardi. Ciciliano, ricordiamo anche questo, è stato nominato per gestire l'emergenza. Al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, assente il ministro alla protezione civile. Sì, grazie. Adesso ci occupiamo di un fatto di cronaca di cui abbiamo parlato tanto. Ci sono forse delle novità, sviluppi, secondo alcune fonti informative. Ci riferiamo ai cacciatori trovati morti nel Messinese. L'uomo che in questo momento è sotto torchio e nel mirino degli investigatori avrebbe inizialmente ammesso di avere partecipato alla sparatoria, però non ha poi dato riscontro nelle dichiarazioni ufficiali successive. Insomma, c'è un balletto di responsabilità, c'è anche la presa di posizione dei legali di questa persona. Allora, sentiamo il servizio. La procura ritiene di avere un quadro chiaro nella dinamica dei fatti che sarebbe stato confermato dagli esami balistici e dall'autopsia. Di certo c'è che il 52enne bracciante agricolo, indagato dai magistrati di Patti nell'inchiesta sulla morte dei 3 cacciatori sui Nebrodi nel Messinese, all'interrogatorio reso davanti al procuratore alla presenza dei suoi difensori, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni l'uomo sarà ascoltato nuovamente in attesa del risultato di una serie di esami balistici in corso da parte del RIS. Speriamo che in quella sede, afferma il procuratore Angelo Cavallo, decida di rispondere alle nostre domande o ci dia una sua ricostruzione di quello che è accaduto. I fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, di San Pierniceto, e Antonio Gatani, di 82 anni, di Patti, sono stati trovati senza vita con ferite da arma da fuoco il 28 gennaio scorso nei boschi di Montagna Reale. Secondo alcune fonti investigative, l'uomo avrebbe ammesso di essere stato presente quella mattina e di avere partecipato alla sparatoria che sarebbe scaturita da un iniziale incidente. Ammissioni che però l'uomo avrebbe reso non alla presenza di un legale, non pienamente utilizzabili sul piano processuale, né tantomeno confermate durante l'interrogatorio ufficiale, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Insomma, tutto da vedere e verificare ancora nella ricostruzione del giallo. Intanto i legali del 52enne annunciano che presenteranno denuncia per violazione del segreto istruttorio. E allora questa storia farà ancora parlare, ne sentiremo ancora parlare e leggiamo già praticamente i titoli. Questa è la Gazzetta del Sud, se non sbaglio. Sì.
L'indagato ha partecipato alla sparatoria, scrive la Gazzetta del Sud. Fin dall'inizio si era parlato di questo quarto uomo. L'unica cosa che ancora bisogna capire è esattamente la dinamica, perché non è stato lui eventualmente ad uccidere tutti quanti, quindi ci sarebbe stato un fuoco incrociato e poi appunto bisogna capire lui che ruolo ha avuto. Fatto sta che secondo queste indiscrezioni l'uomo avrebbe in prima battuta, come persona informata sui fatti, dichiarato di aver partecipato alla sparatoria. Quindi leggiamo il giallo di Montagna Reale: l'amico dell'anziano aveva ammesso il suo ruolo nella strage, poi una volta indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora quella confessione rischia di essere inutile proprio perché è stata resa in qualità di persona informata sui fatti senza la presenza di un legale. Infatti adesso gli inquirenti sperano che l'uomo nel corso del prossimo interrogatorio possa chiarire la dinamica di questo triplice omicidio che resta ancora avvolta nel mistero, soprattutto chi ha sparato a chi e da chi è partito il primo colpo. Ma alcuni elementi potrebbero venire fuori da questa webcam che era sul fucile di una vittima, della più giovane delle vittime. Ricordiamo che erano due fratelli, uno più giovane al quale hanno sparato 2 volte, la prima per ferirlo, la seconda poi per ucciderlo, e proprio sul fucile di questo ragazzo era presente una webcam che potrebbe dare qualche aiuto in più agli inquirenti. Andiamo a vedere anche Repubblica Palermo: cacciatori uccisi, confessa il bracciante, il film della sparatoria. Appunto in un video l'uomo arrestato per omicidio, la telecamera montata sul fucile di uno dei fratelli. Tutto sarebbe cominciato per un errore, e qua ci sono anche le 3 vittime. Antonio Gatani, il più anziano, di 82 anni, l'indagato è proprio amico di Antonio Gatani, pare che sia partito con lui per questa battuta di caccia. E poi ci sono i 2 fratelli Pino, Giuseppe e Davis, dicevamo Davis il più giovane, che secondo questa ricostruzione fatta da Repubblica avrebbero avuto tutti dei ruoli. Quindi pare che Gatani abbia fatto fuoco per primo, per errore, e ha fatto fuoco su Giuseppe Pino, che vediamo appunto subito sotto. Non ha sparato e ucciso nessuno, è caduto a terra sotto gli occhi del fratello Davis. A quel punto Davis ha avuto questa reazione, si è girato e ha sparato contro Gatani. Però a questo punto Giuseppe Pino, da chi è stato ucciso, e soprattutto anche Davis, potrebbe essere stato questo quarto uomo. Insomma, ora lo vedremo con i prossimi interrogatori. Grazie Emanuela. E adesso andiamo a Palermo, dove si è concluso il presidio civico che è durato per tutto il fine settimana per impedire l'occupazione abusiva di una casa allo Zen 2. L'immobile è stato finalmente consegnato nel pomeriggio di ieri alla famiglia di 8 persone che è la legittima assegnataria. Vediamo e sentiamo il servizio. È stata consegnata ad una nuova famiglia oggi pomeriggio l'abitazione popolare dello Zen 2 a Palermo, che per tutto il fine settimana è stata presidiata per impedirne l'occupazione abusiva. L'immobile era stato restituito al comune da una famiglia assegnataria che aveva deciso di lasciarlo dopo varie minacce. Vista la situazione, l'assessore comunale all'emergenza abitativa aveva lanciato una vera e propria staffetta a un presidio civico, restando personalmente in quella casa per tutto il fine settimana, raggiunto da altri assessori, dal sindaco, dal parroco del quartiere, da tanti volontari. Oggi pomeriggio il primo cittadino ha consegnato l'abitazione a una famiglia di 8 persone, 2 adulti e 6 minori. Abbiamo voluto dimostrare che essere indignati si può e si deve quando vengono commessi reati, perché di questo si tratta, che offendono la dignità della persona e il diritto alla casa. Ora bisognerà accertarsi che anche questa famiglia non venga cacciata, ma il clima nell'isolato è cambiato. In questi giorni anche i vicini di casa hanno partecipato in qualche modo al presidio. Grande collaborazione istituzionale, ma grande solidarietà della città, della comunità, per dimostrare che lo Zen non è un ghetto isolato, ma è un quartiere di questa città dove ancora di più lo Stato deve entrare per garantire in maniera finalmente, auspicabilmente definitiva, trasparenza, legalità, correttezza dei comportamenti. Continueremo a monitorare la situazione e ad assicurare la necessaria sicurezza alla famiglia che da oggi abiterà questa casa, ha concluso l'assessore Ferrandelli.
E torniamo da Emanuela per andare a chiudere anche la rassegna stampa regionale. Sì, intanto partiamo proprio da questa notizia. La famiglia assegnataria, siamo su Repubblica Palermo, entra nell'alloggio dello Zen, finalmente una casa, un nucleo di 8 persone che è stato accolto da padre Giovanni Giannalia, parroco dello Zen. Finora nel quartiere sono 24 le assegnazioni e vediamo in questa foto il sindaco Lagalla appunto in questa abitazione che incontra la famiglia. Non siamo un ghetto isolato, ha detto il primo cittadino di Palermo, ma un rione della città che merita trasparenza. E poi ci sono anche le parole dell'assessore Ferrandelli, che si è tanto impegnato appunto per evitare queste occupazioni abusive. Vigileremo affinché venga rispettato il diritto di chi è in graduatoria. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia, dove troviamo naturalmente questa notizia: Zen, dopo le minacce, casa riassegnata, il comune ha fatto scorrere la graduatoria, una nuova famiglia ha preso possesso dell'appartamento al posto del nucleo che ha rinunciato per le violenze, per le continue minacce. Ci sarà un sistema d'allarme. Alla scuola Falcone, primi passi per il progetto dell'università. Vediamo le altre notizie, naturalmente apertura dedicata a questa visita sorpresa di Meloni, che consegna a Niscemi 150 milioni a un commissario. Ricordiamo che è stato nominato il capo della protezione civile siciliano, la premier sul luogo della frana, soldi anche per le altre zone colpite dal passaggio del ciclone Harry. Vediamo su questa prima pagina la politica siciliana in vista delle prossime regionali, centro-sinistra diviso sulla scelta del candidato. La scintilla è stata la discesa in campo di Lavardera, che ha annunciato appunto la sua candidatura come presidente della regione. Ars, oggi finalmente arriva il famoso voto sulle quote rosa, che era rimasto al palo ormai da molti mesi, nonostante poi le continue richieste di fare presto. Vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo, anche qui apertura Niscemi, Meloni gioca d'anticipo, subito i fondi per i risarcimenti, visita sorpresa della premier che spiazza, come abbiamo visto, Schifani che si trovava a Roma per il Consiglio dei Ministri, e poi Musumeci, domani il decreto con 150 milioni. Ci sono gli sfollati che appunto dicono basta promesse, vogliamo i fatti. E poi invece andiamo a Palermo, vediamo un parco al posto della vecchia ferrovia, accordo tra comune ed RFI per riqualificare l'area lungo l'asse Notarbartolo Lolli. Zen, casa affidata agli assegnatari, ma vediamo che c'è anche la notizia in prima pagina di questo giallo su questi 3 cacciatori uccisi. L'indagato ammette sì, ho sparato, e spunta anche questo video. Ancora sulla prima pagina lo scandalo delle patenti, 1.000 euro per ottenere una licenza. Nel taglio basso vediamo anche lo sport, Sorrentino che forza il Palermo, Joronen tra i pali fa la differenza. Vediamo la Gazzetta del Sud con Giorgia Meloni che torna a Niscemi, domani il CDM decide sui ristori, subito 150 milioni e misure collaterali per tamponare i danni provocati dalla frana. E poi vediamo ancora altre notizie siciliane, ecco nel taglio centrale la strage nel bosco, l'indagato ammette, poi ritratta l'uomo che accompagnò l'amico anziano, ha confessato la sua partecipazione alla sparatoria. Dichiarazioni non confermate e inutilizzabili perché rese appunto, come abbiamo sentito, in assenza del suo legale. Una webcam sul fucile della vittima più giovane potrebbe chiarire il giallo. E qui vediamo i 2 fratelli che sono morti appunto durante questa sparatoria, Davis e Giuseppe, Pino il primo, la vittima più giovane di questa strana morte. Ancora nel taglio basso il centrodestra di Messina decide, sarà Scurria il candidato sindaco dopo Basile. Domani il vertice finale, la designazione sembra ormai scontata. Andiamo a vedere all'interno della Gazzetta del Sud qualche approfondimento. Intanto
Andiamo su questa pagina, visto che si parlava anche di movimenti per le prossime regionali, rebus delle primarie per il centro-sinistra spiazzato da Lavardera. Nel PD i rivali di Barbagallo insistono sulla consultazione popolare per scegliere il candidato alla guida della regione. Il segretario regionale dei Dem prende tempo anche per evitare fratture con i 5 Stelle. Qualcosa si muove, Lavardera è stato il primo a scendere in campo perché ha detto per me questa legislatura finirà quest'anno, ho ricevuto queste informazioni da Roma e quindi mi voglio fare trovare preparato a differenza degli altri colleghi. E poi sempre restiamo sulla Gazzetta del Sud, ponte, corsa contro il tempo per acquisire i pareri mancanti. La richiesta ufficiale inoltrata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al NARS, il nucleo di consulenza per i servizi di pubblica utilità. Il governo sta recependo i rilievi della Corte dei Conti, ma sulla gara d'appalto nessun passo indietro. E qui vediamo al MIT il ministro Salvini con i vertici della società Stretto, Pietro Ciucci e Giuseppe Recchi. Ancora vediamo, si parla di ciclone Harry, c'è un dossier di Lega Ambiente, il ciclone e la gestione fallimentare del litorale ionico. Il ciclone Harry, leggiamo, cronaca di un disastro annunciato e della gestione fallimentare del litorale ionico. Il dossier che verrà presentato oggi a Messina, nella sede WISP di via Cesario alle 10:30 da Lega Ambiente Sicilia e dall'Osservatorio sull'erosione delle spiagge della provincia di Messina. Quindi ci sarà questo convegno dove si analizzeranno non solo quelli che sono stati gli effetti del passaggio di questo ciclone, ma soprattutto se si potevano prevenire alcuni disastri che abbiamo documentato ampiamente. Ancora andiamo a vedere sempre sulla Gazzetta del Sud un'ultima notizia: Stromboli, anziano in carrozzina all'elipista, dilaga la polemica. Il Codacons invoca l'intervento del ministro Schillaci, il PD, così si compromette il diritto alla salute. Un altro caso di presunta malasanità, soprattutto nelle isole Eolie che appunto sono tagliate fuori da molti servizi. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia, l'apertura, frana, arrivano i soldi, Meloni torna a sorpresa a Niscemi per una ricognizione con Ciciliano e promette 150 milioni, domani ci sarà il decreto. Il piano del 1998 era bloccato dal governo, fondi anche per i danni di Harry e poi il caso di Santa Teresa di Riva. Tra le altre notizie, ecco, cambiamo un po' argomento perché abbiamo visto che sulle prime pagine bene o male sono tutte le stesse le notizie in primo piano. C'è questa: possibile divieto di macellazione della carne di cavallo. Catania difende la carne di cavallo, il 70% dei turisti ce la chiede. È un argomento molto divisivo per quanto riguarda il capoluogo etneo. E poi vediamo anche qui lo scandalo alle Eolie, ambulanze ferme, pazienti soccorsi anche in motoape, indaga la procura. Dopo l'ennesimo scandalo raccontato dalla Sicilia, la Procura di Barcellona indaga sui soccorsi alle Eolie, come dicevamo prima, che sono un po' carenti. Grazie Emanuela, torneremo da te fra non molto, ma intanto possiamo vedere un po' di situazione traffico stamattina. Il cielo pare che si apra, queste sono le sensazioni, speriamo bene perché nelle prime ore del giorno c'è stata anche una grandinata. Siamo a Catania in questo momento, traffico all'altezza del Tondo Gioieni, le auto sono incolonnate ma a quest'ora del mattino è tutto normale, tutto regolare. Vediamo la situazione in via Vincenzo Giuffrida, il vento è abbastanza teso e le auto comunque vedete in ingresso e in uscita dalla città ci danno uno spaccato di quello che è il traffico, che e qui siamo sulla circonvallazione della parte bassa, insomma stamattina
è difficile muoversi, difficile potersi spostare, almeno in queste due aree. Non vediamo l'Etna perché chiaramente il cielo qui in questo momento sull'Etna è assolutamente diciamo coperto, mentre invece abbiamo una parvenza, ma parvenza davvero, il golfo di Taormina, ma come vedete anche qui le nuvole regnano sovrane. Oggi è una giornata uggiosa, almeno in queste ore della giornata in Sicilia, sulla Sicilia orientale, quella che abbiamo visto fino a questo momento. Fra poco andremo a Palermo, lo vedo già collegato dai monitor di servizio con Marco Gullà, e allora prima della prossima rassegna stampa andremo da Marco Gullà che è con l'assessore Ferrandelli e ci racconterà di quanto avvenuto ieri pomeriggio alla consegna di questa casa popolare allo Zen. Fra pochissimo restate insieme a noi. Eccoci, torniamo in diretta Buongiorno Sicilia e adesso andiamo a Palermo, dove le condizioni meteo vedo sono anche lì complicate, soprattutto per il vento. Buongiorno a Marco Gullà, buongiorno al suo ospite, l'assessore Fabrizio Ferrandelli. Buongiorno Angelo, sì, è il vento che soffia da ieri su Palermo, quindi se ci sono problemi di audio è legato al vento. Siamo appunto con Fabrizio, siamo nel cuore proprio dello Zen, dove c'è stata una prova di coraggio, di fuoco, soprattutto una notizia assolutamente positiva, Fabrizio Assessore. Dopo 4 giorni di staffetta, di solidarietà, siete riusciti a consegnare questo immobile. È stato ovviamente che è stato presidiato. Marco. Non è soltanto un problema di audio, ma per quello che vediamo è anche un problema di video. Capisco che le condizioni meteo oggi sono particolarmente complicate, però ci proviamo adesso a tornare da voi e cerchiamo di sentire la voce dell'assessore Ferrandelli. Ci vedete adesso? Sì. Ecco Fabrizio, allora, cosa è successo? È successo che abbiamo assegnato una casa popolare qui nel quartiere San Filippo Neri e che ben 2 famiglie sono state minacciate durante la notte. Si sono introdotti dentro casa, hanno spaccato i vetri, hanno cominciato a spingerli, a strattonarli, a fare piangere i bambini, a creare una condizione di rischio e di pericolo anche staccando la luce, e sono stati fisicamente buttati fuori dalle case che il comune aveva assegnato. Quello è stato il momento nel quale, insieme a Stefania Petix, a Costantino Visconti e a Giacchino Labanco, abbiamo deciso di dormire noi, a partire da quella notte allo Zen, per manifestare un messaggio di solidarietà, di vicinanza al quartiere, ma anche per ripristinare le condizioni dello Stato di diritto e per far passare un messaggio importante e fondamentale, che è quello che quando accade qualcosa ad ogni nostro concittadino è come se stesse accadendo ad ognuno di noi. L'ho voluto fare da uomo delle istituzioni, l'ho voluto fare da cittadino palermitano, e c'è stata una grande risposta della società civile, dal mondo dell'università, dal mondo delle associazioni, i parroci che si sono recati qui nel quartiere Zen 2, perché qui le persone sono stanche di anni e anni da bambini, e soprattutto c'è uno Zen che è quello che ci ha dato coraggio, è quello che ci ha dato fiducia, è quello che ci ha supportato persino portandoci il caffè al mattino durante queste notti di permanenza, che vuole stare in una condizione di normalità e di serenità. E soprattutto vogliamo affermare il messaggio che soltanto il comune di Palermo può dare le case a chi ne ha bisogno, e non è cosa nostra, non è la criminalità organizzata dietro il pagamento di somme importanti di denaro. Qui la criminalità organizzata chiede da 15 a 20 mila euro per poter entrare dentro una casa, in una casa in cui non avrai mai il diritto di attaccare la luce elettrica, in cui non avrai mai il diritto di avere le utenze idriche, in una casa nella quale non potrai mai prendere la residenza e quindi non potrai avere i sussidi che magari il comune ti può passare, o persino il medico per i bambini, e ti costringono a stare nell'illegalità. Però Fabrizio, noi vedevamo anche un video poc'anzi che tra l'altro insomma è... Non è fortunato probabilmente Marco Gullane in questo senso, perché abbiamo sentito fino adesso l'assessore Ferrandelli benissimo, non appena siamo arrivati su Gullà evidentemente c'è un problema. Adesso ci riproviamo Marco, stamattina è difficile.
Non è stato facile, abbiamo avuto episodi di intimidazione. Nel corso della prima notte c'è stata staccata per diverse volte la luce elettrica, ma per fortuna il numero unico per l'emergenza ha fatto recapitare in tempi abbiamo riattaccato i contatori e abbiamo dimostrato che siamo resistenti e che non ci pieghiamo. Dopodiché Palermo ci è venuto ad abbracciare, sono venute le associazioni, sono venuti gli stati generali, anzi sono venuti i cittadini dello Zen. Pensate che persino in una notte un giovane universitario dello Zen ha dormito con noi No. quindi No. Assessore, mi dispiace interromperla, però continuiamo ad avere davvero grossi problemi stamattina e se riusciamo ad avere diciamo una sistemazione anche diciamo, logistica per voi migliore da un punto di vista anche dei disturbi atmosferici, ecco, mettiamola così, perché il vento oggi è molto fastidioso, in questo momento non sentiamo e non vediamo da Palermo diciamo, alcun collegamento e allora torneremo sicuramente di nuovo da Marco Gullà e dall'assessore Fabrizio Ferrandelli, ma intanto andiamo dalla nostra Emanuela, perché adesso apriamo la pagina nazionale dei quotidiani con i fatti che non sono soltanto di carattere italiano, ma ci sono anche tantissimi fatti di carattere internazionale sui giornali oggi in edicola. Sì, sicuramente le polemiche, diciamo, dei rapporti sempre tra il nostro governo e il presidente degli Stati Uniti, vedremo per il Board on Peace, ma intanto parliamo anche di referendum sulla giustizia, un altro tema molto divisivo nel nostro paese, referendum lite sui fondi al no. Fratelli d'Italia, vogliamo sapere il peso delle correnti nelle promozioni delle toghe, gli imbarazzi della CEI, il Ministero, l'ANM, Nordio chiede all'ANM di rendere note le liste dei finanziatori per questi comitati del no. E qui si è scatenata la polemica. Anche perché il Partito Democratico parla di intimidazione. Esatto, il Partito Democratico, però pare che anche la Meloni abbia storto un po' il naso rispetto, c'è chi addirittura parla di liste di proscrizione, ora vedremo. La campagna tocca il CSM, il timore di delegittimazione, il ruolo di Pinelli, la linea del Colle. E poi vediamo sempre nel taglio alto le altre notizie, intanto aiuti a imprese e redditi bassi, bollette, i nodi del decreto che domani appunto dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri. Le misure per tagliare il costo dell'energia a famiglie e imprese sono così complesse, gli interessi in gioco sono così grandi che sulla bozza del provvedimento si lavorerà fino all'ultimo. Anche ieri ci sono stati dei correttivi. In ogni caso il decreto bollette dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri domani mattina, previsto un contributo di 90 euro che non si esclude possa salire a 100 euro per circa 4 milioni e mezzo di utenti che già percepiscono il bonus sociale, quindi che hanno un ISEE fino a 15.000 euro. Più delicata è da mettere a punto invece la parte che riguarda le imprese che anche ieri hanno protestato. Vediamo le altre notizie, intanto nel taglio centrale la foto di questo giovane attivista francese che è morto, il 23enne di destra ucciso, clima d'odio in Francia. L'inchiesta e i sospetti sull'assistente di un deputato di Mélenchon, il leader di la France Insoumise, uno dei partiti di sinistra. Leggiamo tra i sospettati per la morte del giovane di estrema destra ucciso giovedì scorso con calci e pugni a Lione ci sarebbe il nome di Jacques-Élie Favreau, assistente parlamentare di Raphaël Arnault, deputato appunto del gruppo di Mélenchon. In Francia sale il clima d'odio politico e la sinistra è accusata di alimentare le tensioni. Vediamo i giochi olimpici perché potrebbe arrivare Donald Trump. Trump a Milano per l'hockey statunitense. La scelta venerdì, la trasferta verrà fatta in caso di finale. Se le stelle statunitensi appunto dell'hockey dovessero raggiungere la finale, come è probabile, il loro grande tifoso Donald Trump calerà
sui giochi, atterrando a Milano con l'Air Force One. Una visita mirata, atterraggio e subito via verso la nuovissima Ice Skating Arena per poi raggiungere Verona per la chiusura dell'Olimpiade. E poi, a proposito di Trump e di Italia, l'Italia e il board per Gaza, un errore. Non esserci board per Gaza. Ieri il ministro degli esteri ha ribadito che l'Italia ritiene opportuno partecipare perché vuole essere protagonista, come lo sarà la Commissione europea. E proprio stamattina lo stesso Tajani riferirà in aula, protesta l'opposizione che parla di Costituzione violata. Ancora le altre notizie, vediamo nel taglio basso: Inter-Juve, arbitro minacciato di morte. I messaggi: sappiamo dove vivi, la penna denuncia, Marotta, Bassoni ha sbagliato. Vuoi dire qualcosa a questo proposito? Guarda, si è parlato tantissimo su questa vicenda, non è la prima volta quest'anno che ci sono polemiche arbitrali, nonostante la presenza del VAR. In questo caso specifico, diciamo, non c'è la possibilità, perché il protocollo non permette al VAR di poter intervenire in caso di un errore di arbitro sul secondo cartellino giallo, e quindi, diciamo, in questo momento c'è da rivedere con ogni probabilità proprio quelle che sono le regole, il protocollo che viene applicato proprio al VAR in situazioni di questo genere. Poi c'è il tema delle simulazioni, che è un tema che purtroppo nel calcio italiano a tutti i livelli e in tutte le squadre, chi più chi meno, insomma, ci sono i simulatori. Allora bisogna anche da questo punto di vista fare una reprimenda nei confronti dei protagonisti che vanno in campo. Certo, l'arbitro ha commesso però un gravissimo errore. Magari non tale da meritare delle minacce di morte. Gravissimo errore da un punto di vista, diciamo, comportamentale, certo, e l'applicazione delle regole. Quello poi appartiene non certo, più al fatto sportivo, non più a quello che è successo sul chiaro, campo, ma alla cronaca, e quindi ci saranno gli investigatori, gli inquirenti che faranno chiarezza su queste minacce, assolutamente da condannare. Vediamo le altre notizie. C'è questa vicenda dei 3 cacciatori di Messina in prima pagina anche sul Corriere, e poi Napoli, luminari da tutta Italia per questo bimbo al quale hanno sbagliato il trapianto di cuore. Vediamo Repubblica: schedato il fronte del no, riforma della giustizia, il Ministero all'ANM, dateci i nomi dei donatori del comitato referendario. Parodi: non lo faremo, lo impedisce la privacy. E poi le opposizioni che appunto dicono siamo alle liste di proscrizione. E poi stallo sul decreto bollette, 3 miliardi non bastano. Board su Gaza, Merz non va e Meloni lo segue. C'è anche questa notizia nel taglio centrale, nella foto vediamo Robert Duval che è morto ieri. Addio a Duval, l'antidivo che riuscì a oscurare le stelle. In basso anche qui la situazione di caos in Francia dopo la morte di questo attivista di destra ucciso a Lione, bufera su Mélenchon. E poi anche qui non esca di casa, arbitro di Inter-Juve che viene minacciato di morte. Super test dai PM per il caso del bimbo con il cuore bruciato, c'è un'inchiesta appunto su questo caso clamoroso. Poi vediamo La Stampa: pilastro della democrazia. Il presidente Mattarella fa visita alla redazione della Stampa, solidarietà per l'assalto subito a novembre e difesa dell'informazione libera. Lo vediamo appunto in questa foto a cui hanno dedicato il titolo in grande, l'apertura. E poi referendum, nuova bufera su Nordio, il Ministero chiede all'ANM i nomi dei finanziatori del Comitato del No, la rabbia del PD, sono liste di proscrizione. Avvenire, vediamo, osservati speciali. Meloni rinuncia all'impegno diretto, Tajani nel board for Gaza, critiche le opposizioni e Israele si allarga in Cisgiordania con nuove case chiedendo certificati ai palestinesi. Oggi il ministro Tajani spiega questa scelta appunto dell'Italia per quanto riguarda questo piano di Donald Trump. Il silenzio perplesso del Quirinale, il generale Battisti è utile ascoltare. E poi vediamo ancora Tommaso, resta la speranza dell'arrivo di un cuore nuovo. C'è un tam tam per questo bambino dopo questo incidente appunto nel trasporto di questo organo del cuore, ma il sistema trapianti appunto viene detto è un'eccellenza. Bisogna capire che cosa è successo e di chi sono soprattutto qui bisogna capire se è stato un responsabilità. incidente, Esatto, oppure c'è stata negligenza. Attenzione, sono due cose completamente diverse. Sarebbe un grosso caso di malasanità
sanità, chiamiamolo con naturalmente il suo nome. La mamma non perde la fiducia, più volte lei sta rilasciando appunto appelli e dichiarazioni alla stampa. Dicevamo, si stanno mobilitando luminari da tutte le parti, si cercano donatori anche all'estero, quindi è diventato un caso, possiamo dire, internazionale questo di questo bambino. Il resto del Carlino, board, il governo va avanti, opposizioni unite, Altolà, Tajani oggi in aula per riferire la posizione dell'Italia. Siamo osservatori, diciamo, osservatori su Gaza come l'Unione Europea, il PD attacca, la Commissione non ci sarà, risoluzione di tutto il centro-sinistra, l'Italia dica no, il gelo del Quirinale che resta appunto in silenzio. Vediamo ancora altre notizie. Parlavamo prima delle Olimpiadi, dell'arrivo di Trump, ma parliamo di una bella notizia che riguarda naturalmente l'Italia. Prima la vita, Federica Brignone, dopo il successo e gli ori alle Olimpiadi, ha detto: sogno di fare un viaggio, sogno di continuare ad avere la mia vita. E la vediamo mentre bacia, morde, anzi la medaglia d'oro, si morde di solito, no? Qual è il gesto? Vabbè, capisci che in quel momento c'è una grandissima tensione e c'è grande gioia. La medaglia d'oro rappresenta, poi alle Olimpiadi rappresenta, diciamo, ma perché è una più preparazione grande. che dura anni. Ma il problema in questo caso della Brignone è legato al fatto che lei ha avuto un gravissimo incidente, ha avuto un infortunio gravissimo. Fino a un mese e mezzo prima dell'inizio delle Olimpiadi non si era certi che potesse addirittura partecipare a queste gare, e poi ha piazzato una doppietta davvero fantastica. È la prima donna che riesce a vincere 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi, diciamo, a distanza di così poco tempo. L'aveva fatto soltanto, se non ricordo, Tomba, 2 medaglie d'oro, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa. 30 anni fa circa. Comunque un grande orgoglio naturalmente per il nostro paese, per lo sport del nostro paese. Andiamo a vedere l'unità. Board of Peace, dittatori e affaristi occupano e sottomettono Gaza, Italia complice, così titola oggi il quotidiano. E poi ancora vediamo la prima pagina del Messaggero con il dramma di questo bambino in primo piano, cuore bruciato, tutti gli errori, il medico super testimone ascoltato per 3 ore in procura, deficit di comunicazioni tra Napoli e Bolzano da cui proveniva appunto l'organo. La mamma: mio figlio operabile, Schillaci, fidatevi, il sistema funziona, dice il ministro, vedremo cosa succederà. E poi, a proposito di ministri, in questo momento diciamo che nell'occhio del ciclone c'è il ministro Nordio, che ha chiesto appunto all'ANM i nomi di chi finanzia il comitato del no. Un altro scontro che acuisce ormai questo braccio di ferro che va avanti da molto tempo tra governo e una parte delle toghe. Il Giornale: soldi a Gaza e chat, quelle trame segrete tra Annun, che è stato arrestato, ricordiamo, a Genova qualche tempo fa, e i 5 Stelle. Esclusivo le carte di questa inchiesta, leggiamo: Casa Annun a mettere nero su bianco le trame e i rapporti tra islamici e sinistra istituzionale. La stessa procura di Genova nelle migliaia di pagine delle indagini che sta conducendo sulla cupola d'oro di Hamas in Italia. E spunta anche un incontro segreto nella villa di Beppe Grillo. Scrive il Giornale appunto a questi documenti che proverebbero questi rapporti. Ricordiamo, l'inchiesta era legata a dei finanziamenti che venivano fatti ad Hamas attraverso invece delle onlus, attraverso insomma delle associazioni di beneficenza, e invece questi soldi pare che finanziassero invece il movimento terrorista. Assolto Sgarbi, scagionato dopo il fango che gli costò dimissioni e salute sul caso del famoso quadro rubato. Ancora il Sole 24 Ore, qualche notizia di economia, vediamo: riforma edilizia, sanatorie in bilico. Si era parlato tanto di questo condono che doveva finire in manovra, poi il governo ha tirato fuori questa norma, ferma alla ragioneria la legge delega che era stata approvata dal governo a dicembre, ma che appunto poi non era stata scorporata dal testo della manovra. Nodo entrate appese a un
un filo le regolarizzazioni dei vecchi abusi. E poi vediamo ancora prestiti garantiti, per le banche arrivano gli oneri straordinari. Corte dei Conti sia il decreto, costo tra lo 0,5 e l'1,5% per chi concede più garanzie. E poi vediamo ancora i signori dell'AI alla Corte di Modi, l'India vuole competere con Cina e Stati Uniti, il summit sull'intelligenza artificiale con questo paese che si affaccia appunto tra i grandi del mondo. E poi vediamo ancora, sempre a proposito di economia, Italia Oggi, riaperta la rottamazione quater, c'è tempo fino al 28 febbraio per i contribuenti che dopo aver pagato la prima rata del 21 luglio 2025 non hanno centrato la scadenza della seconda che era del 30 novembre. E ancora sempre per quanto riguarda i quotidiani economici, vediamo Milano Finanza, incassi olimpici per Milano, i giochi sono da record anche per il capoluogo lombardo, quindi la macchina delle Olimpiadi si è rivelata sicuramente vincente anche sotto il profilo economico e di tutto l'intero indotto. A metà competizione si stimano già in 2,5 miliardi gli introiti derivanti dagli eventi dove gli atleti azzurri tra l'altro stanno primeggiando, quindi comunque l'Italia un traino anche per l'economia in questo senso. Malagò al quotidiano Milano Finanza, acceleratore strategico. Non so se abbiamo ancora del tempo per un vedere. minuto appena. Ok, allora vediamo anche le altre testate, vediamo il manifesto, un brutto giro, scrive in apertura, vediamo la foto di Meloni e Tajani, Italia capofila dei trampiani, Tajani sarà a Washington al lancio del board degli speculatori per Gaza, non regge il trucco di Meloni, anche la Germania si sfila e l'Unione Europea non sarà osservatore come invece ha detto la Meloni. Intanto a Israele la striscia non basta e come abbiamo visto si annette per legge tutta la Cisgiordania. Ancora Nordio è curioso, ditemi chi vota no. Il secolo XIX anche qui mette il referendum in primo piano, la tensione appunto tra governo e magistrati, il ministero chiede i nomi dei sostenitori del no, potenziale conflitto tra magistrati e finanziatori, anche qui l'affermazione del PD che parla di intimidazione. E poi la cronaca, Bea morta per un trauma cranico, resta il giallo, i rilievi dei carabinieri del RIS nella casa di Perinaldo in cui la piccola Beatrice, ricordiamo questa bimba che è stata che è morta a 2 anni, c'è un'indagine sulla madre perché la bambina non sarebbe caduta, era piena di lividi e contusioni e pare che venisse percossa appunto dalla mamma, avrebbe appunto subito un colpo mortale alla testa. L'autopsia non ha escluso né la caduta né altre cause, la mamma è indagata per omicidio preterintenzionale, che è la peggiore delle accuse appunto per una madre. Grazie Emanuela, con te ci ritroviamo più avanti sulla parte finale di trasmissione. Intanto per noi c'è una breve sosta, poi torniamo di nuovo insieme per ospitare qui in studio Monsignor Pasquale Munzone, ma di questo ne parleremo fra pochissimo. Allora, torniamo di nuovo insieme, con noi c'è in studio padre Pasquale Munzone. Buongiorno. Buongiorno. Che è il cerimoniere arcivescovile, ma anche il rettore dei santuari agatini. Allora, la festa di Sant'Agata, almeno per quelli che sono i festeggiamenti di febbraio, è andata. Abbiamo superato questo scoglio impegnativo, molto impegnativo, perché sono giorni davvero di grande tensione, di grande partecipazione. Vediamo delle immagini davvero spettacolari, se vogliamo, anche perché i momenti, diciamo, dell'abbraccio dei devoti con Sant'Agata sono sempre dei momenti significativi, dei momenti di grandissima partecipazione e tensione emotiva, quasi come se Sant'Agata fosse qualcuno di famiglia, no? Che si riabbraccia. Questo è il sentimento che si avverte. Sì, io credo che c'è sempre un filo conduttore nella festa di Sant'Agata, che è un popolo che appunto abbraccia la sua patrona
e che attinge da Sant'Agata questa forza per vivere un cammino di fede. E questo è il filo conduttore. Due passaggi mi hanno colpito in quello che ha detto l'Arcivescovo il 6 mattina sulla sede di San Giuliano, e poi anche Padre Barbaro nel fare anche un bilancio della festa. Cioè l'Arcivescovo diceva: non è importante la festa di Sant'Agata, ma Sant'Agata è importante, la sua testimonianza, il suo martirio che ha dato veramente a Catania la forza di potersi rialzare tutte le sue situazioni di prova, di difficoltà. E questo anche sottolineato da Padre Barbaro quando ha detto: non è importante il cordone, le cose, ma è importante la testimonianza di Sant'Agata. Io credo che questo anno giubilare, dove siamo invitati a camminare sui passi di Sant'Agata, deve proprio darci questa prospettiva, no? Cioè meno legati a quello che è l'apparato, se così possiamo dire, e più legati invece alla testimonianza di questa giovane donna cristiana che ha saputo dire sì al Signore e no a quello che appunto doveva essere un rinnegare la fede, un abbracciare soltanto l'idea appunto di un paganesimo che poteva portarla verso altre direzioni. Quindi un sì al Signore, quello che ci insegna appunto Sant'Agata. Padre Pasquale, io non voglio tirarla dentro a polemiche che ci sono state poi nei giorni successivi. C'è stata la durissima reprimenda anche del parroco della Basilica Cattedrale di Catania, Barbaro Scionti, che in qualche modo ha richiamato a dei comportamenti più decorosi, con una partecipazione più attiva anche sul cordone in questo senso, anche in questo senso. Però certamente il fatto che questa festa ormai si svolga su 4 giorni è un dato di fatto, non è un'occasione, perché si comincia il 3 in realtà con l'offerta della cera, con l'uscita delle carrozze del Senato, ma poi il 4 c'è questo giro esterno che dura quasi 24 ore o giù di lì. È un giro interno che insomma dura un bel po' di ore anche, siamo arrivati alle 13, mancavano altre 4-5 ore per completare le 24 ore. Tutto questo chiaramente in qualche modo incide anche sulla vita della città, perché la città ha una grande partecipazione, si blocca, si ferma. Certo, chiedere una regolamentazione rigida è complicato e difficile, però sicuramente si possono magari trovare dei punti di mediazione rispetto a qualche esagerazione alla quale si è assistita quest'anno, semplicemente questo. Sì, per quello che sono stato io anche un po' vicino alla processione, al Ferco, lo vedevo con i miei occhi questo cordone, veramente questo tira e molla, no? Tirare, non tirare, fermarsi, fare mezzo metro, e questa fatica anche del capomastro, no? A cercare di far camminare questa processione, questo cordone. È vero anche che rispetto agli anni passati la partecipazione è molto più ampia, molto più grande. Abbiamo visto, ci sono immagini della salita dei Cappuccini dove effettivamente insomma, le condizioni, ci devono essere anche le condizioni di sicurezza per poter svolgere la salita. Vedete, le immagini che stiamo vedendo ci mostrano un cordone che è affollatissimo anche all'interno, proprio dentro. Quindi prima di fare la salita, che è stata fatta, devo dire, in maniera ordinatissima, è quella dei Cappuccini, ma anche la salita di San Giuliano, sono state fatte al passo, con un ritmo cadenzato, senza eccessi. L'importante è che da questo punto di vista va benissimo, forse magari trovare il sistema per non eccedere, diciamo, in alcuni momenti, in alcune fasi, semplicemente questo, però poi chiaramente... È chiaro che, come diceva Padre Barbaro, c'è una forma, soprattutto nelle giovani generazioni che sono sul cordone, c'è una forma di goliardia, no? Che non va
non va assolutamente, perché non si lega a quello che poi noi siamo chiamati a vivere durante la festa di Sant'Agata. Cioè noi portiamo non un trofeo in processione, portiamo noi Sant'Agata in processione perché il suo passaggio è un passaggio di speranza per il popolo catanese e anche non catanese, perché la sua testimonianza ci aiuta ad avvicinarci ancora di più a quello che deve essere il nostro rapporto con il Signore. Questo è il senso della processione, non è un trionfo, non è un poter dire chi è più bravo e chi è meno bravo, ma è portare Sant'Agata nelle strade appunto della città. Beh, secondo me, se l'anno prossimo si riuscisse magari a fare quella sosta a Sant'Agata alla Vetere, sarebbe veramente no, cioè, anche perché quello è un altro momento importante della festa, certo, che purtroppo negli ultimi anni non c'è stato. Ma torniamo ai 900 anni, all'anno giubilare. Ci sono state annunciate dall'arcivescovo due momenti importanti per i festeggiamenti di agosto, diciamo d'estate di Sant'Agata, e mi pare, diciamo, doveroso stamattina ricordare, perché sono due momenti significativi. Sì, diciamo che le celebrazioni del nonocentenario avranno il loro culmine il 17 agosto, in cui celebreremo il nonocentenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, e l'arcivescovo appunto ha annunciato questi due momenti che caratterizzeranno il 16 e 17 agosto con la presenza del legato pontificio, perché nelle celebrazioni particolari, giubilari, il vescovo di una diocesi può chiedere al Papa un rappresentante del Papa, il legato pontificio, appunto un cardinale che lo rappresenti in queste celebrazioni. Quindi siamo in attesa anche di sapere chi presiederà le celebrazioni di agosto, celebrazioni che appunto saranno il venerdì sera, il sabato sera, il 16 agosto, con questa veglia di preghiera nella piazzale del castello di Aci Castello, anche perché una tradizione ci riporta a un momento in cui le reliquie sono approdate ad Aci Castello. C'è anche un altare votivo di Sant'Agata in quel luogo, e quindi una veglia di preghiera con le reliquie di Sant'Agata, con la presenza del legato pontificio, del vescovo di Aci Reale, con altri vescovi, questo momento di preghiera. E poi il 17 agosto, alle prime luci dell'alba, dal luogo dove tradizionalmente sono arrivate le reliquie, dove il vescovo Maurizio, il vescovo del tempo, con il popolo hanno accolto le reliquie, da lì partirà un pellegrinaggio con le reliquie di Sant'Agata fino in cattedrale, dove il legato pontificio presiderà appunto il solenne pontificale. E quindi sono due momenti da vivere, dobbiamo dirlo, anche questi, soprattutto questa processione che partirà, come diceva lei, da Via del Rotolo, dalla rotonda, e arriverà fino in cattedrale. Quindi è certamente un inedito, è qualcosa di assolutamente nuovo, ed è un unicum, perché si celebrano questi 900 anni della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Diciamo che il nostro tempo sta quasi per finire stamattina, però mi piace sottolineare comunque come l'ha accennato lei, ne ha accennato prima lei, comunque quest'anno la partecipazione durante diciamo, i festeggiamenti, oltre che essere composta, è stata numerosissima. C'è questa partecipazione non soltanto dei catanesi, c'è una partecipazione di persone che arrivano apposta per celebrare Sant'Agata, per essere con Sant'Agata, per stare con Sant'Agata in quei 2 giorni diciamo di processione. E non mi riferisco soltanto a dei catanesi che vivono fuori e che tornano in città per questo motivo, ma ci sono persone che arrivano da altre regioni d'Italia, da altri stati, non solo europei, per venire qui e insomma rivolgere una preghiera a Sant'Agata. Sì, perché la festa di Sant'Agata è una festa internazionale, quindi da tutte le parti appunto
accorrono per partecipare ai momenti celebrativi. E certamente ecco, c'è anche delle curiosità, del turismo, ma la maggior parte viene appunto per volgere quello sguardo a Sant'Agata, trovare in Sant'Agata un conforto, no? Quello che mi colpisce sempre è questo sguardo dei fedeli che, ecco, fissano il volto di Sant'Agata. Mi colpisce sempre, no? Perché in quel volto trovano veramente una sicurezza, e questo anche nei giorni in cui c'è stata l'ostensione di Sant'Agata per le scuole, no? Sono stato presente in alcuni momenti e mi ha colpito questo momento di questo guardare Sant'Agata da parte dei ragazzi. Anche un po' è stato bello nell'ingresso dei ragazzi dalla navata laterale verso la cappella di Sant'Agata, dove pian piano questi ragazzi sono resi conto che si sono trovati il busto di Sant'Agata davanti, e quindi sono rimasti così con gli occhi così, perché non si rendevano conto che magari c'era la possibilità di potersi veramente accostare al busto reliquiario. Quindi uno sguardo veramente di sicurezza che dà Sant'Agata, e soprattutto alle persone che soffrono, alle persone in difficoltà. Chiudo con una notazione, perché tra le altre, tra gli altri annunci c'è quello di un intervento di pulizia del busto reliquiario con arrivo di esperti per questo lavoro. E questo arriva in coincidenza proprio con l'anno giubilare. Sì, ci sarà in questi mesi, naturalmente prima della festa di agosto, questa pulizia appunto del busto reliquiario a cura dei Musei Vaticani, quindi con l'alta sorveglianza della Santa Sede, certamente perché il busto reliquiario è preziosissimo, unico al mondo, perché quando è stato realizzato tra il 1373 e il 76 appunto da Di Bartolo, sono stati realizzati anche altri busti, ma soltanto quello di Sant'Agata è rimasto unico al mondo, quindi la sua preziosità chiaramente richiede molta attenzione, anche in quella che è una semplice pulizia, ma richiede molta attenzione, quindi lo vedremo certamente in maniera diversa, anche perché l'Arcivescovo ha annunciato prima della festa di agosto anche un'ostensione straordinaria di Sant'Agata per tutto il popolo. Bene, grazie a padre Pasquale Munzone per essere stato con noi questa mattina. Lo ricordiamo, il cerimoniere arcivescovile e anche rettore dei santuari agatini. Grazie ancora. Buona giornata. Una buona giornata. Guardiamo le previsioni meteo e poi saremo di nuovo insieme. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì soleggiata al centro-nord, con però delle nevicate ancora sull'arco alpino, residua instabilità invece su parte delle regioni meridionali. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia. Come dicevo, qualche residuo fenomeno, specie sulla fascia tirrenica, in particolar modo sui settori nord-orientali, da segnalare venti sostenuti con mari anche fino a molto agitati. Temperature massime che saranno comprese tra i 15 e i 17 gradi. Dando poi un accenno anche alla situazione prevista in Sicilia per quanto riguarda la giornata di mercoledì, tempo nel complesso stabile ed assolato, con nubi alternate a schiarite. I venti soffieranno ancora sostenuti, il tutto però in un contesto climatico tutto sommato piacevole, con valori ancora fino ai 18 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. E allora, adesso lo vedo già collegato con noi, buongiorno, parte la sigla, buongiorno a Marco Amato. Buongiorno, grazie per essere con noi anche stamattina Marco, bellissima tazzina gialla con un tocco anche di arancione, però stamattina noi vogliamo fare un tocco particolare che in qualche modo la tazzina richiama, cioè il giallo oro, no? Questo non è un giallo oro, però l'oro di questa grande campionessa, ne abbiamo parlato prima nella nostra rassegna stampa, Federica Brignone, merita la nostra attenzione perché è davvero un esempio da seguire.
Concordo Angelo, buongiorno e ben ritrovato. È proprio Federica Brignone che per un motivo speciale proprio oggi l'associo proprio all'andamento dei pianeti. Oggi dovete sapere che la Luna si compie nuova, quindi in una sua nuova fase, in Acquario e congiunta a Marte. Quando la Luna è nuova c'è un bisogno di rinascita. La Luna tra l'altro regge ed è fortemente legata al segno zodiacale del Cancro, che è proprio il segno di Stefania Brignone. Cosa accade? Quello di questa cambiale ci ha rivelato 2 ori, quindi assolutamente fantastica nella sua performance sportiva, tanto che anche Sinner si è proposto per stima di essere suo insegnante di tennis. Sicuramente regina di cuori anche in amore, perché c'è un amore in corso, nato tra l'altro sul set di uno spot televisivo. Il Cancro è il segno della luna, il segno della magia, della femminilità, della madre, della casa, dell'abbraccio. Sicuramente sta vivendo un momento di auge proprio perché le fasi lunari in questo momento sono assolutamente piene di forza, di energia, e perché il fatto che tra poco saremo in Pesci, ma Venere e Mercurio già hanno preceduto il Sole, i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, non solo vincono su tutto lo zodiaco, ma hanno anche una rivoluzione in atto nelle loro vite che li porterà a tanti nuovi successi. Dicevo quindi la nuova che parte crea un nuovo cibo un po' per tutto lo zodiaco. In Acquario, segno idealista, congiunta a Marte, quindi forte, abbraccia poi il Sole, quindi fa proprio un pieno carico di energia. Perché sarà vantaggioso nello zodiaco? Ve lo racconto. Ariete, per voi è un momento di schiarita, soprattutto per tutto quello che riguarda il team, la società, il lavoro di squadra. Non siete più costretti a essere individualisti, quindi non siete soli, andate e tornate vincitori. Toro, per voi c'è un bisogno di rimettere in discussione un po' il senso di alcuni cambiamenti che ancora vi attardate. Si sa che voi siete contro i cambiamenti, non li amate molto, ma quelli che stanno occorrendo sono proprio dei cambiamenti positivi, quindi tuffatevici senza pensieri. Gemelli, a proposito di pensieri, Gemelli Mercurio è in Pesci, quindi quadrato a voi, un Mercurio che non riuscite bene a organizzare per adesso, quindi raccogliete un po' meglio le idee. Il fatto che la Luna sia di confronto e chiaro se stessi, fare uno spettivo Cancro. Per voi invece, avendo Giove nei vostri gradi zodiacali che espande un po' tutto, è proprio l'amore quello che si rende essenziale. Giove però è Fortuna Maior, Venere in Trigono a voi e Fortuna Minor, uniti tutti e due spiegano il grande successo in amore nella vita che per adesso avete voi Cancro. Leone, segno che ha sempre grande bisogno di autoaffermazione e di successo. Il Leone ha semplicemente ammesso le sue ferite e con questa luna nuova vuole ripartire da un nuovo ordine della sua vita, magari facendosi un regalo o facendo un qualcosa per se stesso che non faceva da anni. Vergine, per voi invece questa luna nuova è distante nello zodiaco, ci pensa Venere però a mettervi degli obiettivi affettivi che ordina un po' tutto. Non si può amare alla follia nessuno se non amate prima voi. La Vergine per adesso con questa luna lavorerà su questo. Bilancia, per voi la luna è di Trigono, perfetto finalmente attaccare o comunque vuotare il sacco su qualcosa. Dovete prendere delle decisioni importanti ormai non demandabili, non rimandabili. Scorpione, per voi questa luna è una luna che vi obbliga un po' a riflettere sulle procedure pratiche. Seppure l'amore c'è, in teoria e sulla carta va tutto bene, c'è qualcosa che si deve coordinare nel tempo e nello spazio, c'è un piano reale a cui dover fare fede. Sagittario, una luna stupenda per voi che vi rimette di nuovo in discussione a livello comunicativo e sociale. Venere e Mercurio però vi ricordano che forse è il caso di parlare un po' di più con il partner. Capricorno, per voi va tutto benissimo perché la luna si compie nuova nella seconda casa, casa dell'azione, della concretezza, parola che vi appartiene zodiacalmente per natura. Quindi usatela bene, gli astri sono con voi. Acquario, proprio i protagonisti della giornata perché la luna si compie nuova nei vostri gradi, accanto a Marte e al Sole, quindi forte ed energica, seppure quadrata a Urano, quindi
forti, energici, ma pigri, perché vivete nel vostro mondo ideale. Dovete ordinare oggi qualcosa che ha a che fare con le finanze. Venere in seconda casa. Pesci, Venere è dalla vostra, nei vostri gradi zodiacali, e si salta da voi. C'è anche Mercurio, per cui i pianeti gestiscono una forte comunicativa amorevole e una capacità di coordinazione non comune. Anche per voi, con richiamo di Giove, c'è una discreta fortuna nell'amore e nelle cose economiche. E detto questo, auguro a tutti una splendida rinascita con la luna nuova. Ciao Angela e grazie di avermi ascoltato. Buongiorno Sicilia. Grazie a te, ci ritroviamo domani come sempre su Buongiorno Sicilia con Marco Amato, una breve sosta e poi saremo insieme ancora con Emanuela Corsi, andremo a leggere qualche curiosità anche dai quotidiani. Siamo nell'ultimo segmento di Buongiorno Sicilia. Emanuela, torniamo ai quotidiani. Sì, intanto una notizia seria, poi passiamo a qualcosa di più leggero. Angelo, vediamo la prima pagina del Tempo, maledetti ladri di bambini, questo è il titolo. Ci sono dei dati shock, bimbi nel mirino, in Italia crescono in maniera drammatica i tentativi di sequestro. L'ultimo caso che ha acceso un po' i riflettori sul fenomeno è stato a Bergamo, quasi la metà è opera di stranieri e ora anche passeggiare con i piccoli mette paura. E vediamo anche il Mattino di Padova, dove c'è un allarme: attenti ai falsi baby sitter. Lettera del comune alle scuole dopo i recenti allarmi per rapimenti, controllare le deleghe. Gli episodi avvenuti in diverse parti d'Italia hanno messo appunto in allarme le famiglie. L'assessora Piva di Padova richiama gli istituti al massimo scrupolo, quindi c'è un'attenzione su questo fenomeno appunto che riguarda i bambini e tentativi di rapimenti. Allora andiamo a qualcosa di molto più leggero, parliamo di televisione, perché è vero che da un lato si punta sulle novità, su nuovi format, nuovi programmi, però quello che sta andando per la maggiore in questo momento sono i vecchi programmi che vengono rispolverati e tirati fuori dai vecchi palinsesti televisivi. Un esempio eclatante è quello della Ruota della Fortuna, questa nuova stagione, questa nuova vita di un programma storico condotto da Mike Bongiorno, che sta ottenendo degli ascolti record con Gerry Scotti, e adesso si pensa addirittura al ritorno di Canzonissima. Carlucci punta sul vintage. La conduttrice Rai annuncia la nuova edizione del programma musicale e il duello per gli ascolti passa appunto da questi vecchi format. Ma non finisce qui, perché se la Rai pensa a Canzonissima, Mediaset rilancia anche un altro vecchio programma famosissimo del pomeriggio. Qui la vediamo, Iva Zanicchi con la sua Ruota della Fortuna, quindi potrebbe tornare sui palinsesti Mediaset proprio il programma fortunato della Zanicchi. Non si sa ancora dove verrà collocato, chi lo condurrà. Intanto questo revival di Canzonissima accende la fantasia di chi non ha più 30 anni e a questo punto si richiede a gran voce anche il ritorno di Topo Gigio. Beh, grazie allora. Non mi sembri molto convinto, Angelo. Non lo so, io... Vedremo, poi magari posso anche sbagliarmi, ci mancherebbe altro, dai. Allora, grazie ad Emanuela Corsi per essere stata con noi anche stamattina. Buongiorno Sicilia, torna domani puntuale alle 8 del mattino con Roberta Lunghi nella giornata di domani. Ci sarà Lorena Dolci invece per quanto riguarda la parte dedicata alla rassegna stampa. Stamattina in regia hanno lavorato con noi Gaetano Marano, Fabrizio Rizzo, ha lavorato anche con noi Ottavio Longo all'audio e anche Roberto Stramondo. Mi fermo qui, grazie, una buona giornata.